qui volevo spiegarvi ai bambini il perché del carnevale. Il carnevale ha origini antichissime, già ai tempi dei romani che c'era sta festa. Difatti si chiama carnevale perché deriva da carnem levare, levare la carne, che avrai bisogno anche a me un pochettino, però. Allora mi fa 6 anni che vado da un dietista, no? Mi ha detto ti devi abbinare la dieta al motto. Infatti quando vado dal dietista vado sempre in moto per abbinare le due robe. Comunque il carnevale non è soltanto la festa dei bambini, perché anche gli altri grandi ogni tanto ne piace tornare bambini e costa a mezzo del carnevale che appunto esegui 7, 8, 10 giorni che ne permette di fare delle robe che durante l'anno non faremo mai. C'è anche per questo che è nato il discorso della maschera, proprio già dai tempi del Medioevo la gente si metteva in maschera per poter fare delle robe e non essere riconosciuti. Invece adesso che c'è tanta gente che fa tante di quelle robe e anche se tutti quanti li conoscono che ne frega niente, questa è capita più grandi perché i bambini fortunatamente per loro ancora non le capisce queste robe qua. Comunque volevo parlare un poco delle maschere in generale. Gianduia, se torinese, Meneghi, se milanese, vien da Bergamo Arlechin, Stenterello, se fiorentin, Venezian, se pantalone, con la Legra colombina, de Bologna Balanzon, col furbo Fagiolin, vien da Roma Rogantin, e come ero meo patacca, de Verona invece fra Canappa, e a Ciosa, che maschera che sia, Pippo Zaccaria. ma te pare che a 60 anni devo fare ste robe? Comunque, tornando al discorso che vi facevo prima, il carnevale è nato già dai tempi dei romani e che c'era l'abitudine già da quei tempi di fargli un processo dopo a sto fantoccio, sto pupolotto e dopo lo portano. Se non lo condanno passo per il seminio, perché per anni l'ha detto leva per il dadrio, ma il dadrio è una roba che ha tutti, alti, bassi, bei e brutti. Vi spiego meglio perché nessuno se lagna, perché capisce bene anche chi che viene dalla campagna. E il dadrio è una roba che ha tutti, cago me, caga lui, caghiamo tutti. Adesso bisogna che mi metta a studiare un attimo. Non è che c'è comunità. E il giudice Santi di Chieri, sta una mica finire, Oh, ma andare a tempo, no? Hai dato mio il tempo, dai. Brusemo il pupolotto, brusemo il pupolotto, brusemo il pupolotto, brusemo il pupolotto. A sto punto qua, dopo tutte queste promesse, bisogna che lo brusemo. E brusemolo! E allora brusemolo! Dimmi il tempo di scappare! Ciao a tutti! Sì, là. Sei seduto, amore. Brusemo il pupolotto! Ava, e il carnevale se ne è andato. Dai! Ava, e il carnevale se ne è andato.
Aspetta che fa, scusate, quanto che